Radio Studio 91 Live. Buonasera a tutti gli amici di Radio Studio 91 Live. Questa sera siamo arrivati alla 148esima intervista. Oggi è il 28/6/2022, sono le ore 21, perciò rigorosamente in diretta come nostro costume. Potete come sempre vederci sulla nostra radiovisione, su Facebook, il nostro sito, e su YouTube, sempre Radio Studio 91 Live. Per chi ha il televisore nuova generazione, chiaramente può vederci col sistema mirroring. Collego il cellulare alla TV, poi vedete in grande e per bene. Questa sera abbiamo due ospiti molto particolari, perché tratteremo un tema che anche per me è, diciamo, un po' sconosciuto. Allora, abbiamo il primo qua da noi è Sifu Luca Bertoncello e poi abbiamo Sifu Cristian Baggio. Poi spiegheremo cosa vuol dire il Sifu. Intanto, grazie per aver accettato il nostro invito, intanto, perché è una cosa che mi fa molto piacere. E parlare soprattutto di quello che è la vostra arte marziale, perché è molto particolare. Poi nel corso della trasmissione andremo a sviscerarla nel limite del più possibile. Cercheremo di fare capire alla gente l'importanza delle arti marziali, perché per tanti, e tu qua Luca mi dirai se sbaglio chiaramente, per tanti vedono le arti marziali come un discorso darsi botte, violenza, invece non è assolutamente vero, ok? Allora, cominciamo. Luca, cominci tu. La prima domanda, cioè la vostra arte, il nome che è il Wing Chun cinese, nasce in Cina. Allora racconta un po' come è nato in Cina e chi l'ha inventato, che anche questa è una cosa molto particolare effettivamente. Vai Luca. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito, per questa opportunità. Parlo un attimo, faccio una piccola premessa innanzitutto, giusto per presentare un attimo chi siamo e che accademia rappresentiamo. Certo. Come giustamente hai presentato, sono Sifu Luca Bertoncello, poi vedremo cosa significa. Esatto. Insieme al collega Sifu Cristian Baggio, che è coordinatore regionale, io invece mi occupo a livello nazionale di gestire un po' tutti quelli che sono gli eventi e le attività di cui si occupa l'accademia che rappresento, che è la Wing Chun Academy. La Wing Chun Academy nasce nel 1992. Il caposcuola è il nostro maestro Grandmaster Paul Tang, sì, che attualmente non vive in Italia, comunque l'ha fondata lui nel 92, sì. Infatti quest'anno facciamo anche i 30 anni di un'accademia che appunto da 30 anni promuove questa disciplina che è appunto il Wing Chun Kung Fu, che è uno stile, come hai detto giustamente, uno stile di origine cinese, quindi fa parte di tutta, diciamo, dell'area degli stili di Kung Fu, ecco questo. Cosa dire del Wing Chun? Il Wing Chun ci sarebbero tantissime cose da dire. Sicuramente partirei con la storia, sì, ovvero la leggenda più che la storia, perché uno dei suoi rappresentanti più famosi, che è stato Ip Man, che dopo magari tratteremo anche un attimino. Sì, scusami Luca, che come ne avevamo parlato prima, era una curiosità anche mia personale. Hanno fatto i film poi anche su questo personaggio. Vai pure Luca. Sì, fortunatamente negli ultimi, diciamo, 10 anni, fortunatamente questi film su Ip Man hanno anche creato una certa conoscenza del sistema a livello anche mediatico. Quando ho iniziato io nel 2004 il Wing Chun era veramente poco conosciuto, sì, e quasi nessuno sapeva cos'era. Dopo fortunatamente negli ultimi tempi. Tornando al discorso di Ip Man, è stata tramandata una leggenda orale, sì, che narra di una monaca. Ecco. Di una monaca cinese chiamata Umui, una monaca buddista, che viveva all'interno del tempio di Shaolin del Sud e a seguito della distruzione del tempio da parte dell'impero Manchu
o dei Qing, ok? È riuscita a scappare e ha sviluppato questa nuova disciplina partendo dalle fondamenta. Quindi è vero che la disciplina, come dicevamo anche prima, ha 450 anni Sì. di fatto, però le radici sono molto più antiche. Quindi ha fatto una sorta di, diciamo, rielaborazione di quello che ha appreso in tanti anni all'interno del tempio di Shaolin e l'ha portata, l'ha ottimizzata per far sì che questo sistema diventi più, diciamo, accessibile a tutti. Perché? Perché le discipline all'interno del tempio sono molto, diciamo, anche dinamiche, movimenti larghi, movimenti quasi acrobatici. Sì. Quindi, diciamo, non per tutti. Lei ha fatto sì, ottimizzando quello che aveva imparato, di creare qualcosa che possa veramente essere stato applicato a tutti. Ok? Chiaro, Perché? chiaro. Perché doveva insegnare queste tecniche nel più breve tempo possibile affinché, e dopo diventerà anche, un'arma per le società segrete, quindi per chi andava contro al regime Qing. Quindi c'è anche una connotazione, diciamo, storica ma anche politica contro Esatto. un impero usurpatore che aveva invaso la Cina, Esatto. Sì. togliendola da invece l'impero Ming che c'era prima, okay? Certo. Che era uno dei più grandi, diciamo, imperi dove L'impero Ming lo splendore della Cina sì, era sì. stato Era, nel periodo di Ming era una cosa intenso, incredibile. molto intenso, sì. Molto intenso, sì, certo. Ascolta una cosa, già una leggenda è già una cosa che ti stimola, diciamo. Adesso però voglio fare una domanda a Christian, un po' più vicino a Christian, Certo. bravissimo. Allora, attento. È una domanda che io... Perché hai cominciato a seguire questa disciplina? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie anche per questa possibilità di partecipare a questa trasmissione. Allora, io sin da piccolo ho sempre avuto una visione delle arti marziali come disciplina, come un'attività anche che porta ad avere uno sviluppo sia a livello mentale sia anche a livello fisico. In seguito ho fatto una mia prima prova da giovane per un certo periodo dove non trovai ciò che cercavo per alcune mie visioni, insomma, personali. In seguito ho avuto la grande occasione di conoscere Grandmaster Paul Tang, il quale immediatamente mi ha fatto capire cos'è appunto il concetto di una disciplina marziale e soprattutto concepire anche la possibilità anche di entrare in un contesto anche in cui non c'è solo attività fisica, che è la parte esteriore, ma anche un'attività anche mentale, quindi anche un equilibrio psicofisico, una cosa non indifferente in una disciplina marziale. E cosa che appunto mi ha portato poi a continuare non solo come allievo ma poi in seguito come istruttore. E quindi credo che alla base di una disciplina marziale ci sia proprio una forma mentis che poi costruisce una persona ed è un valore tangibile. Sì, guarda, una cosa che mi ha colpito di quello che hai detto è questo. Tu hai detto che l'importanza dell'arte marziale, cioè cominciamo a vedere l'arte marziale in un modo diverso. Io ti faccio un esempio. Prendiamo un giocatore di calcio, Ibrahimovic. Lui fa ancora taekwondo a 40 anni e abbiamo visto segnare delle reti fantastiche perché certe alzate di gamba, cioè, per uno normale non ce la farà mai. E soprattutto quello che le cronache narrano sono queste, dicono che è una persona che ha un carattere di un certo tipo, cioè una persona molto che riesce a dare una certa carica e un certo modo di vivere lo spogliatoio tutti assieme. Penso che questa qua sia una cosa importante all'interno delle arti marziali, cioè questo modo di vedere la cosa mentalmente. Tu che dici? Sì, concordo pienamente perché il vivere una disciplina marziale, io parlo per la mia esperienza ma parlo anche per il mio collega Sifu Luca Bertoncello, la si vive al 100%, anima e corpo, perché comunque non è soltanto il fatto di concepire una tecnica, sentirla propria, ma l'assaporare giorno dopo giorno ciò che si è assimilato nel corso esperienza, nel sentirsi anche utili e soprattutto parte di una, come nel nostro caso appunto di un'accademia che ci ha permesso anche di essere non solo parte integrante di una società come insegnanti, ma anche e soprattutto di coinvolgerli anche in questa condizione, è utile insomma. Sempre che ti dico,
Io ho mio figlio che fa taekwondo, a riprendere quest'anno dovrei fare l'esame per cintura nera. Certo. Attenzione, ed è una cosa che mi ha colpito, io sento, cioè non sento, che soprattutto le vostre discipline fanno fare anche molto squadra ai ragazzi, quelli che si allenano, che imparano da voi. È vero questo fatto? Sì. È verissimo, perché chiunque si avvicina alla nostra disciplina, noi svolgiamo attività di gruppo, quindi a fasce quindi anche giovani, quindi ragazzi, età anche più adulta. La cosa che subito si crea è una socializzazione, Esatto. un confronto. Infatti questa disciplina, Wing è una disciplina del confronto, dove si inizia appunto a confrontarsi gli uni con gli altri con un concetto di rispetto. Ok, ascolta, adesso torniamo a Luca. Sì, se posso aggiungere una cosa, Vai tranquillo, aggiungi quello che vuoi. Diciamo che è vero che crea questa socializzazione, però è una socializzazione vista, almeno per quanto riguarda Certo. i nostri insegnamenti, in maniera un po' più tradizionale rispetto appunto a quello che è la modernità e quello che si intende. Il socializzare non vuol dire necessariamente andare fuori, stare insieme, sì. ognuno ha la propria vita. Diciamo che è una socializzazione più di darsi una mano, quello sicuramente sì, perché a volte mi capita, ad esempio, degli allievi che arrivano nuovi, neofiti, Certo. che mi dicono sì, ma io entro adesso e mi trovo con tutti magari un po' più avanzati, cosa faccio? Mi metto... No, tu entri pian pianino, gradualmente nel gruppo e gli allievi devono darti una mano. Questa è la giusta socializzazione che dobbiamo puntare, cioè il fatto che gli anziani, in questo caso chi ha più esperienza, anche se non sono istruttori, anche se sono ancora allievi, solamente anche che hanno più... ma devono comunque dare una mano all'allievo più giovane Certo. ad entrare. Questo è molto importante ed è una cosa che dovrebbe venire in tutti i settori della società, non solo nelle arti marziali. Invece, in linea puramente teorica. Invece purtroppo anche nel mondo del lavoro si aspetta che si vuole che uno sia già preparato quando non si capisce che si deve formare la persona. Tutti si devono formare. È poco da fare, no? E questa è una cosa molto molto importante. Dopodiché chiaramente il rispetto verso l'insegnante, verso l'allievo più anziano ci deve essere, anche il contrario chiaramente, no? Però comunque l'allievo più giovane deve avere un rispetto superiore perché comunque insomma è una persona che ha fatto più strada rispetto a te in questo specifico settore e quindi va portato il rispetto che deve essere portato, ecco. Quindi sì, ci sono tante cose, diciamo, che noi vediamo in maniera occidentale, Sì. che se insegnate in modo tradizionale orientale cinese Cambia. sono viste in maniera differente, Esatto. anche proprio a livello di insegnamento. Certo. Se dovessimo guardare l'insegnamento orientale corretto, in pochi allievi verrebbero. Sì. Ok, allora bisogna un po' rimodularlo. Ad esempio si racconta così una leggenda, che non è tanto una leggenda, che per esempio per entrare nel tempio di Shaolin di cui parlavo prima, Sì. che è un po' il simbolo del Kung Fu Sì, cinese, no? diciamo che è partito da là. All'inizio si narra che chi entrava, perché all'inizio erano i monaci, ok, Sì. però dopo a un certo punto, con appunto l'avvento dei Qing, hanno cominciato a entrare anche civili. Entrarono nel tempio anche per prendere protezione, no? Perché magari erano ricercati. Sì. E allora si narra che a un certo punto il tempio abbia aperto le porte, ma prima di entrare nel tempio dovevi stare 3 giorni in ginocchio davanti alle porte del tempio. 3 giorni, fermi là. E cosa facevano? Dovevi stare senza mangiare, senza bere, per 3 giorni. E i monaci cosa facevano? Uscivano magari una volta e portavano il riso. E te lo mettevano là. Se tu mangiavi il riso, usciva un altro monaco e ti diceva, bene, lei può andare. Ah, Dopo arrivavano con l'acqua, quando tu magari stavi morendo di sete, e ti mettevano il bussolotto di acqua. Se tu bevevi, arrivava l'altro monaco, può andare. Questo per testare le tue capacità di sopportazione. Chi restava veniva integrato all'interno del tempio. parliamo, Ok. stiamo parlando di una storia vecchia di 450 anni. No, questo anche prima. Anche Questo prima ancora? Dopo, scusa. Anche in tempi relativamente recenti, anche nel 1800, Ah. diciamo mediamente in quel periodo là, perché dopo purtroppo tanti tempi sono stati rasi al suolo, Sì, sono stati dopo. incendiati, eccetera. Quindi, però comunque in generale era così anche in tempi relativamente recenti, non così estremi, chiaramente, ma insomma è una tradizione comunque che, a parte quel periodo storico in cui i tempi sono stati presi di mira veramente tanto, i templi, dopo comunque ha ricominciato un po' a riprendere, chiaramente un po' limitata, ma comunque concettualmente è una cosa importante. Sì, Adesso molto. non arriviamo a quei livelli, No, però ma- ad esempio il fatto di un allievo viene a fare la prova, benissimo, tu stai in posizione madre e stai un'ora in posizione madre. Questo è già volendo un buon modo per dire tu hai la capacità anche mentale Sì. di portare avanti un tuo percorso. Certo, no, Ok? no, Quindi sai, sono quelle prove che
vanno a radicare il carattere, vanno a creare il carattere e fanno vedere se ce l'hai di per sé, perché se tu hai un carattere già tuo lo puoi rafforzare. Sì. Se tu sei debole di carattere, loro ti dicevano, bene, noi chiaramente cerchiamo di dare invece una mano alle persone, quindi che anche se uno ha problematiche cerchiamo di dargli una mano per aumentarlo. Sì, è chiaro, è chiaro, e ti dico onestamente, la trovo molto interessante perché, cioè, è una cosa, bisogna tante volte si entra sempre a parlare di determinate cose, pare che siano cose inventate sul momento, ma invece c'è una storia molto importante, e soprattutto quando si va a capire che per entrare devi anche fare nei tempi che fu una grossa prova di carattere, però adesso già qualcosina devi dimostrare che hai un po' di voglia di fare questa cosa qua, per evitare che uno lo faccia, la dico io, poi non so voi, che lo faccia per moda, o perché deve entrare in una ottica diversa su questa roba qua. Ascoltami Cristian, volevo chiedere una cosa il significato di Sifu? Ecco, questo che siamo arrivati a questo. Molto bene, allora la parola Sifu si intende appunto per padre marziale. È un grado tecnico che si raggiunge dopo molti anni di pratica come istruttore. Sì. Non è soltanto appunto la parola padre marziale che intende appunto un grado anche tecnico importante, ma anche uomo retto, il che significa quando si raggiunge anche un certo tipo di livello come questo si deve essere anche un esempio. Lo si deve essere anche prima come istruttore, ma a maggior ragione quando si arriva a questo grado. E quindi arrivati appunto a questo punto, sia parlo per il mio collega Sifu Luca Bertoncello, sia io, si inizia a fare anche un percorso anche filosofico, quindi non basato soltanto sulla assimilazione delle tecniche, forme e quant'altro, ma anche un percorso anche proprio di ricerca. E quindi questa è l'importanza appunto anche di questo grado tecnico. Ascoltami Luca, ti chiamo Luca solamente. Ascolta una cosa Luca, voglio capire questo. Da quando tu entri per arrivare al vostro livello, come viene il miglioramento? Come avviene? Con cinture di un certo colore o... Sì, allora ci sono due fasce, c'è la fascia allievo, che si divide in delle fascette, micro step. Dopodiché c'è una fascia che la chiamiamo come apprendista istruttore, quindi c'è una fascia in cui una persona gli si dà la possibilità, dopo un certo livello di allievo, chiaramente, se vuole, di intraprendere, di mettersi alla prova come futuro istruttore. E quindi di conseguenza anche un domani. Perché è importante questo? Perché uno non può arrivare al termine di tutti i gradi allievo e dopo cominciare eventualmente a mettersi alla prova. Sarebbe importante dare lo stimolo per vedere se hai le capacità, non tanto tecniche, ma le capacità di sopportazione di una responsabilità come quella di un insegnante futuro. Certo. Perché l'insegnante ha molta responsabilità presso i propri allievi, per i propri allievi. Non è un gioco, dico faccio l'insegnante, ok, è bello perché ti fai vedere, ti fai notare, dico è bello sono insegnante. No, è molta responsabilità e quindi questo va capito. E le fasce allievi, i fasce allievi sono 8, dopo ci sono i gradi superiori anche, e in questi si inizia il percorso dal livello 0 e pian pianino si sale come è giusto che sia. Diciamo che gli allenamenti sono o settimanali normalmente, portati su una o due lezioni, dopo sarebbe comunque però opportuno che si allenassero anche a casa gli allievi, cosa che purtroppo non succede molto spesso. Va bene, però insomma diciamo che sarebbe una cosa... Diciamo che anche con il sistema della vita che abbiamo adesso, che è molto, molto, come si dice, frenetico, ti ritrovi praticamente a volte fare anche le prove a casa non è facile, però già trovare che dei ragazzi, comunque è importante quello che state raccontando. Adesso volevo tornare un attimo da Cristian. Adesso tra poco comincia un filmatino che vi riguarda. Io volevo capire una cosa, la vostra è un'arte marziale di difesa? Allora, Wing Chun, il termine marziale appunto è una laconia come uno dei tanti stili appunto del Kung Fu, ma più che per difesa personale è una disciplina appunto che porta ad avere un atteggiamento mentale più preparato.
Cosa significa questo? Avere un atteggiamento mentale più preparato vuol dire avere una capacità di intuire quello che potrebbe essere un probabile pericolo. Sì. Una provocazione potrebbe essere una persona che alza la voce, invece di cadere nel tranello di rispondere a tono, la si evita. Non è detto che dobbiamo per forza reagire a un'aggressione, quindi già questa è una cosa importante, quindi mantenere il self-control, quindi l'autocontrollo. Molto importante questo. E soprattutto saper gestire la propria persona in situazioni anche abbastanza particolari della vita. Pensiamo a quello che è successo in questo ultimo periodo. Anche attraverso questa disciplina abbiamo mantenuto una nostra psiche sempre in uno stato appunto di calma, perché comunque la pratica, esercizi di Qigong e quant'altro aiutano anche questo, e questo è un valore tangibile in una disciplina. Quindi questo tutto quanto è il contesto va a portare anche una qualsiasi persona che si avvicina a trovare appunto una sua una linea di calma, e non è poco. Sì. Dopo anche il sapersi difendere certamente è utile. Questo lo si assimila attraverso esercizi che vengono strutturati attraverso le lezioni, chiaramente, e tutto inizia attraverso delle piccole sintassi, quindi delle simulazioni, e poi c'è una crescita di conseguenza. Sì, ti dicevo, voglio che tu spieghi un attimo. Certo. All'inizio hanno fatto vedere che si accendevano dei bastoncini, suppongo, Certo. e poi la persona si è messa un po', come si dice, a meditare. Certo. Vorrei un attimo, spendi Allora, spiega bene che cos'è. questo è un rituale che sta appunto eseguendo il nostro maestro, che è il Master Paul Tang, e in questo momento, come si è potuto notare, c'è una sorta di situazione che si è creata. Il senso è appunto per rispetto anche verso i maestri che hanno dato le loro vite per questa disciplina, perché questo è anche il senso di praticare Wing Chun, non solo per noi come insegnanti in quanto tali, ma anche per chi ci è stato prima di noi, Ip Man, e anche altri maestri prima di noi. Ecco qua, ottimo. Ascolta, adesso andiamo da Luca. Sì, finisco un attimo il discorso. Vai tranquillo. Io mi collego sempre, perché dopo mi vengono sempre in mente idee. Vai quindi tranquillo. è bene che vi ci dico una siano. cosa, fate finta di essere a casa vostra. Mhm. Ok? Sì, sì, ma- Gli ospiti, quelli che devono parlare siete voi, io devo cercare di parlare il meno possibile. Infatti l'ambiente Siete è molto, siete molto voi che familiare. dovete parlare e spiegare quello che fate, perché come ho detto all'inizio della trasmissione, bisogna sfatare un attimino Mhm. quello che i media fanno sempre vedere, pare che sia sempre, invece no, ascoltate bene, vai. Sì, mi ricollego al fatto difensivo-offensivo, no? Sì. Allora, a parte il fatto che dipende dalla mente delle persone. Beh, Quindi d'accordo, diciamo d'accordo. che qualsiasi tecnica marziale o non marziale può essere, a seconda dell'atteggiamento della persona, difensivo e offensivo. E su questo ci siamo, dipende dalla mente delle persone. Giusto. Dipende molto dall'insegnante, perché come ho detto prima, l'insegnante ha una grossa responsabilità sull'allievo, Sì. sul far sì che quell'allievo diventi, ossia naturalmente, una persona potenzialmente violenta o una persona tranquilla che utilizza quello che gli viene insegnato solo in caso di legittima difesa. Certo. Quindi è cosa molto importante l'allievo, l'insegnante ha un ruolo fondamentale in questa cosa. Sta all'insegnante bravo capire se è una persona che viene a provare, si iscrive eccetera, ma già alla prima prova di solito uno se ne accorge, un insegnante bravo, se quella persona può potenzialmente creare un danno all'esterno, e lo vedi dopo un po' di pratica. Certo, lo certo. noti. Cosa succede in quel caso? Se noti che una persona potenzialmente è aggressiva, hai due possibilità: o gli dai una prova e lo fai venire per un certo periodo insegnandogli solo i fondamentali, quindi non insegnandogli cose Sì, che sì, possono sì, creare un problema, per Certo. vedere il suo atteggiamento, oppure se vedi che è troppo aggressiva gli dici vai a fare calcio, vai a fare dell'altro. Vai a fare qualcos'altro. Vai a fare dell'altro, cioè- Oppure ballo liscio. Un bravo insegnante si dovrebbe opporre all'insegnare a questa persona, anche se questo per tanti al giorno d'oggi può essere un minor ritorno. Quindi tante volte succede che ci sono molti insegnanti, non parlo nel nostro caso, però vedo anche tante situazioni similari in giro per l'Italia o anche qua nelle zone vicine, che diciamo prendono tutti pur di avere Sì, perché devo fare, dicevo, le palestre da pagare e non è che te le regalino. Esatto, però un insegnante che ami tale dovrebbe invece essere in grado di riconoscere, Di anche valutare, insegnare. di valutare che persona hai di fronte. Sì, perché comunque diamo un'arma
Cioè noi diamo all'allievo col tempo, chiaramente non all'inizio perché ci vuole comunque un certo percorso, però comunque gli consegniamo in mano un'arma, che è l'equivalente di dargli una pistola o un coltello. Sì, Una volta che ho uno visto un attimino nella mia ignoranza determinati movimenti, cioè se... Alcuni sono letali, sono cioè, estremamente letali, e quindi è importante come qualcuno cosa chiede dov'è la palestra, poi dunque chi ha chiesto dov'è la palestra lo salutiamo e lo ringraziamo. Aspetta un attimino, devi aspettare un attimo e poi, come si dice, andremo a dirlo verso la fine, che avranno tutto il loro tempo per dare come fare, ok? Bon. Grazie a chi ha mandato il messaggio. Diciamo che si può dire che siamo in tutto il Veneto, sicuro. No. Dopo lo spoileriamo. No, sei in tutto il mondo. In tutto il mondo, sì. In Veneto copriamo dappertutto. No, perché di anche solito, in tutta l'Italia sicuramente sì. Attento, anche nel mondo. Di solito stasera, non è detto che ci sia sempre, però abbiamo gente a New York, dalla Spagna, dall'Australia. Bene. Cioè abbiamo un giretto, insomma, nel nostro piccolo. Abbiamo un bel giro in giro per il mondo. Sinceramente, ti dico, internet che cos'è che ha? Dette in Veneto, te strucchi il bottone e sei in tutto il mondo. Sì. L'importante è, insomma, vabbè, insomma, ecco qua. Ascolta, adesso, volevo capire una cosa, la chiediamo a Christian. L'auto è una cosa importante per l'autodifesa delle donne. Sì. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, sai perché? Perché siamo in un periodo dove effettivamente le nostre signore, le nostre ragazze, in determinati posti girare è diventato un po' problematico. Non vado oltre, problematico. Vai Cristian. Sì. Allora, Vinson Academy, oltre a divulgare la disciplina Vincion, attraverso la concezione di una ricerca, ha ideato un metodo che è un estratto, sostanzialmente quello che è la disciplina, per cercare appunto di dare un aiuto concreto alle donne in merito a quello che è la difesa personale. La difesa personale vista appunto come non solo delle tecniche o quant'altro, come tanti pensano che sia, ma bensì un atteggiamento mentale, perché questa è la cosa fondamentale. Ricordiamo che molte possibili situazioni di aggressione avvengono in varie tipologie, non solo all'esterno, ma a volte anche nel nucleo familiare. Certo. E quindi cosa succede in una situazione di questo tipo? Il gelo mentale, quindi chi capita in questa situazione non sa cosa fare, quindi si trova vittima di una situazione di questo tipo. La nostra accademia da molti anni struttura questi corsi dedicati appunto alle donne per dare un immediato concetto attraverso delle tecniche strutturate proprio ad hoc, per permettere loro di capire quello che potrebbe essere la situazione e come poterla anche evitare preventivamente. Ovvio che chi ha svolto le nostre tipologie di corsi, dopo qualche lezione già ha un sentore di sicurezza maggiore. È già una cosa importante questa. E in cuor nostro consigliamo sempre poi di avere una continuità per mantenere viva non solo la loro sicurezza, ma anche l'approccio anche attraverso il confronto. Noi attualmente come Accademia stiamo svolgendo dei vari corsi in attività appunto all'aperto e stanno avendo dei riscontri importanti. E questo è la dimostrazione del valore tangibile non solo della nostra accademia per aver sviluppato questi progetti, ma poi noi come corpo insegnanti averli dopo anche portati in essere, e questo ci fa anche dare anche la possibilità di essere utili per la società. Certo, no, sai perché mi ha colpito una cosa che trovo molto importante, perché oltre a quello che può essere fisicamente il movimento, si fa sport in buona sostanza, però quello che mi ha colpito è quello che quando tu hai detto che dai alla signora, alla donna, anche quella condizione di capire cosa sta succedendo. Non è cosa da poco, ragazzi. Cioè, come adesso una domanda può essere che è difficile magari, non lo so, ma in che modo riesci a capire come insegnare a questa persona di capire se ha davanti un farabutto o un ubriaco che tanto, sì, va bene.
come cerca di spiegarlo un attimo, perché è importante. Allora, molto bene. Allora, prendiamo subito in questo contesto anche questa domanda, anche molto intelligente tra l'altro. Badiamo bene che un aggressore non è che comunque si manifesta o comunque dimostra anche il suo atteggiamento e quindi quello che è la nostra prerogativa è quella di saper leggere anche dei piccoli segnali, ovvero l'atteggiamento del corpo, la postura, la voce, anche il fatto che si avvicina più del dovuto. Ricordiamo appunto, prima abbiamo fatto vari esempi che possono capitare, parlo del nucleo familiare e quant'altro. Nel periodo che abbiamo avuto in quest'ultima situazione sono capitate in escalation perché abitando nello stesso nucleo potevano succedere, magari per un alterco, per una discussione di troppo, poteva succedere questo. E quindi a maggior ragione abbiamo dato anche questa chiave di lettura di poter captare quello che potrebbero essere delle situazioni, quindi anche quelle cose che potrebbero essere manifestare delle situazioni anche particolari. La nostra idea è quella di non solo dare una chiave di lettura a livello teorico, quindi spiegando quello che può essere l'atteggiamento, ma come si avvicina la persona, con quale fare aggressivo e cosa potrebbe creare, e quindi in tal senso come muoversi immediatamente. Questo cosa porta poi, attraverso questa lettura, avere anche una manifestazione di prevenzione e quindi di avere anche un'accortezza, anche un'attenzione mentale più elevata. E questo poi soprattutto l'abbiamo notato poi al termine dei nostri corsi. Sì, no, la trovo cosa molto, molto importante, perché riuscire, oltre a dare un aiuto fisico perché fai ginnastica, per dire, aiuti anche, diciamo, utilizzare il cervello in maniera intelligente. Allora adesso, visto che siamo sulla mente adesso, Luca, ascoltami una cosa. Io ho visto sulle vostre cose che utilizzate la meditazione, che ha anche un nome. Io l'ho scritto, spero sia corretto. O Qigong è giusto o ho sbagliato a pronunciarla? Allora, Qigong. Qigong, ecco, perché io ti dico, non conosco. No, ma la pronuncia di mandarino cantonese appunto, sono abbastanza complicate. Infatti ho detto pronuncialo tu che è meglio, sinceramente. Qigong è in mandarino, Qigong in cantonese. Comunque non è tanto la meditazione. A venire da voi si parla che in cinese, mandarino, qualcosa del genere, insomma. Sì, va bene, comunque a livello tradizionale, ad esempio i nomi, i numeri, i nomi delle tecniche, tanti altri termini. Esatto, è vero. Utilizziamo chiaramente anche in cinese. Dai, procedi con sta... Allora, Qigong significa fondamentalmente lavoro sull'energia interna, sul soffio, concettualmente. Per i cinesi il Qi è quel soffio vitale che ci tiene in vita. Quindi diciamo che è collegato chiaramente alla meditazione, però non è solo il fatto della meditazione. All'interno del sistema Winston ci sono delle metodologie di respirazione tradizionale cinese, diaframmatica, dopo ce ne sono varie tipologie, in cui si impara appunto a respirare in questo modo, che sarebbe il metodo più corretto per il mantenimento di un benessere psicofisico a 360 gradi. Sì. Noi non siamo abituati a respirare in questo modo, siamo abituati a utilizzare più la capacità polmonare di quello che serva e non invece alzare e abbassare il diaframma, come andrebbe fatto, come fanno ad esempio anche i cantanti, sono un po' più abituati. Esatto. Loro invece abbassano, alzano il diaframma, e quindi diciamo che è un metodo un po' particolare, che però una volta che tu pian pianino tramite l'allenamento lo fai tu, un po' alla volta, dopo diventa anche naturale, insomma, quindi è una cosa che diventa anche naturale. Detto ciò, la meditazione è comunque un fattore importante, non fondamentale chiaramente, perché non diciamo ai nostri allievi devi meditare. No, d'accordo, però... Perché comunque una forma di meditazione la fai anche attraverso il proprio corpo. Cioè attraverso certe pratiche, ad esempio la Xiong Tao, che adesso non so se abbiamo in video, forse no, comunque è una forma del sistema Winston, che è una forma in cui tu stai fermo con le tue fondamenta, con il corpo, e muovi solo fondamentalmente la parte alta delle braccia. Questa, se fatta chiaramente non all'inizio, ma quando l'hai appresa, puoi farla in un bosco, puoi farla, è molto meditativa. Quindi diventa una meditazione in movimento. Tu praticamente... Perché dico questo? Perché la meditazione in sé, mentale, è importante sì, ma prima devi avere consapevolezza del tuo corpo. Cioè partire subito con il lavoro sulla mente
quindi la meditazione classica che vediamo, in cui Sì. ci si mette in posizione Sì. del loto, si medita, quella che vediamo di solito, no? Sì, Anche sì, nei certo. vari corsi. Però c'è un problema, che tu vai a lavorare sulla tua parte interiore, quindi sulla mente, Sì. ma non hai la minima consapevolezza del tuo corpo. Questo è un grosso problema, perché se Sì. mente e corpo non vanno di pari passo, è un problema. Ok, quindi Vincent, diciamo, ti dà pian pianino la lettura del tuo corpo, la lettura dei tuoi movimenti, di quello che puoi fare, e attraverso di questa lettura tu vai anche a aumentare la tua mente, vai a migliorare la tua mente. È un E quindi cosa concetto- succede? Che si crea un connubio, una relazione profonda tra corpo e mente. Una volta che hai fatto questo, allora puoi dire ok, sviluppo anche una meditazione solo mentale, stando in posizione del loto, quello che vogliamo. Però è molto più importante la meditazione che avvenga tra corpo e mente, è questo che spesso non si capisce. È un concetto molto... È molto profondo come molto concetto. profondo, e questo Eh, sta proprio a far capire alla gente, per un profano come lo sono io, cercare di capire che quando vediamo determinate cose che le fanno vedere, sai, così, e quello che abbiamo visto anche le immagini qualche minuto fa, qualche istante fa, ti ritrovi che non è puramente un movimento corporeo, cioè del fisico, tanto per stare in linea, per dire ok, o per farsi che ne so, è un connubio tra mente e corpo. Difatti, come tu dicevi, puoi farlo anche in un bosco. Vuol dire che tu arrivi in un bosco, Sì. stai fermo e fai tutti questi passaggi, ma qua devi mettere in moto anche questo, o sbaglio? E se non lo metti in moto assieme a quello che fai, praticamente Sì. perdi quello che è la sostanza Sì. della vostra disciplina. Sì, più che metterlo in moto, che è una cosa che devi fare chiaramente all'inizio per apprendere quei movimenti, perché Sì. chiaramente non puoi partire subito, diciamo, in scioltezza, devi Sì. prima comunque riprogrammare la tua mente, riprogrammare il tuo corpo. Una volta che hai fatto questo, però, lo lasci andare. Ci vogliono anni, per Sì, lasciare andare, cioè per sì. far sì che quei movimenti della forma diventino interiorizzati, e quindi tu riesci a farla come meditazione del movimento, ci vogliono anni, non è che lo fai domani. Sì, sì, immagino. Prima devi farti la Sì. testa per impararli. Sì, immagino che ti dico, come ti accennavo prima, visto che mio figlio ha fatto taekwondo, cioè ci vogliono anni per entrare Sì. nei meccanismi. Anni. I vecchi maestri dicevano che una vita non basta per imparare bene una disciplina. Probabilmente è così. Quindi è importante, sì, come cosa. È per quello che molti marzialisti sostengono la filosofia buddista. Perché nella ecco. filosofia buddista cosa succede? Tu hai la reincarnazione, quindi hai un'altra vita dopo per Sì, continuare. perciò dico, finita Quindi, una ce n'è finita un'altra. questa mi preparo per la prossima, così l'altra. posso continuare ad allenarmi. Se ma mi va bene, se considerando mi va male no. Ma vedi anche, sempre considerando da dove è nata la roba. In Oriente hanno un modo, una filosofia diversa dalla nostra, c'è niente a fare. Sì. Hanno 3 filosofie diverse dalla nostra in realtà, perché il Vincent ad esempio si basa su 3 filosofie differenti, che sono il buddismo, come ho accennato, Sì. che è, diciamo, che arriva dall'India, quindi dalla culla dell'umanità, Sì. insieme al taoismo, quindi Sì. lo yin e lo yang, che è un'altra filosofia, e vista anche come religione in alcuni ambiti, non nel nostro, e il confucianesimo, che è una filosofia di vita. Quindi se vogliamo vederla, diciamo, il buddismo è una filosofia che ti porta al domani, quindi diciamo, concettualizzare e progettare la prossima vita, se vogliamo vederla, con tutte le implicazioni che ha questa cosa nel tuo modo di vedere la realtà. Chiaro. Quindi ad esempio il qui ed ora, il non pensare mentre stai facendo una cosa a quello che è il passato o quello che è il futuro. Il taoismo invece, che va a unire la parte yin e la parte yang, ovvero la parte maschile e la parte femminile, quindi più filosofico e più attuativo, perché nel taoismo si basa anche l'attuatività delle tecniche che si sviluppano, perché non è tutto rigido, è rigido e morbido allo stesso tempo. Corretto. È molto complicato da capire, è più semplice da fare, ok? No, e pian ma pianino arriva. Vedi, è sempre, la trasmissione è fatta così, è bella perché andiamo a sviscerare, perché tante volte è come parli di uno sport, se ti fermi quello che è bravo, quello che ha fatto questo, ha fatto quell'altro, devi capire perché è nato, e qua si parla, chi è a casa all'ascolto sta cercando di capire veramente che è una cosa molto particolare. Ascolta. Sì, chiaro che finisco un attimo il discorso. Vai. Sono dei cenni, chiaramente, dopo è molto. Però l'importante è dare un input. No? Già, se qualcuno viene in palestra da voi. Incuriosire, perché quello importante alla fine è incuriosire cosa c'è oltre alle mura di casa.
cosa c'è oltre al calcio, cosa c'è, ok, non per chiaramente delimitare, no, gli sport, ridurre gli altri sport, però ma ognuno... cosa c'è su questo che non è uno sport, è una disciplina, è molto più profondo, no? E il terzo, finiamo un attimo con il discorso di filosofie, è il confucianesimo. Il confucianesimo si basa sul rapportarsi con gli altri ed è una cosa che in Cina anche ad oggi si è ripreso ormai da tanti anni, da quando c'è questo nuovo, diciamo, governo. Dopo diciamo che ha delle implicazioni nella Cina moderna molto differenti rispetto a una volta, lasciamo stare, non voglio entrare nella parte brutta della Cina, diciamo, però comunque l'hanno ripreso in mano. Diciamo che lo stanno riutilizzando in maniera un po' estrema, un po' più, però diciamo che l'hanno ripreso in mano, ed è quella cosa che ad esempio fa sì che a differenza dell'Occidente, sì, un figlio, diciamo, attraverso il confucianesimo, un figlio dia la propria vita per il padre in segno di rispetto. E in Occidente non siamo abituati a questa cosa, è il contrario, ok? E la Cina è molto diversa rispetto, hanno una filosofia antichissima, è un modo diverso. Io ripeto sempre, l'Oriente è totalmente diverso come modo di pensare da noi, completamente. Infatti è quello che sta provocando anche il fatto attuale, perché comunque si ha concettualmente delle filosofie di totalmente vita diverse. Totalmente diverse. Anche la Russia è comunque da quel lato, quindi ha comunque una filosofia non come quella cinese chiaramente, ma diversa, è quello che non si capisce. Però se vai nella zona siberiana, sì, c'è il treno che arriva direttamente a Pechino, sì, cioè non è che abbiano, ma sicuramente sono stati anche se hanno un po' l'Himalaya in mezzo, che tutto sommato è ingombrante, sì, però onestamente in determinate quella zona là, ma sicuramente sì, perché c'è comunque la Mongolia di mezzo. Esattamente. E la Mongolia ha influenzato tantissimo la Cina, con Gengis Khan, con tutto quello sicuramente. Che quindi insomma ci sta. Stiamo facendo un pezzo anche di storia e di filosofia. Eravamo partiti per una cosa che tanti magari pensavano fosse solo sport, non è così. No. Ascoltami Cristian, volevo chiederti una cosa, allora a palestra avete gli atleti, esistono, come si chiama, dei campionati, delle gare per questo sport, oppure per questa vostra filosofia, oppure vi allenate e basta? Allora, non esistono alcun tipo di gare o campionati quant'altro. L'unica prerogativa quando ci si avvicina a questa disciplina è il praticare per migliorarsi giorno per giorno, avere una crescita, imparare appunto nuove nozioni e costruirsi giorno per giorno. Questa, secondo il mio punto di vista, è la miglior vittoria, formarsi nel tempo e essere capaci poi di avere anche una nuova interpretazione della realtà, sì, saper anche magari anche aiutare anche il prossimo, ecco, secondo una ragione veduta questo può essere utile. Io capita alcune volte anche con i conoscenti, si parla del più del meno, magari anche parlare anche di qualche argomento magari che sentono magari un po' pesante, dare anche una parola di conforto può essere utile, e questo deriva anche dalla pratica di della disciplina Wing Chun. Ascolta, allora, secondo la tua opinione, perché tante discipline come similari utilizzano, fanno campionati, fanno questo. Secondo la tua opinione, se non fate gare, e perché se le dovreste fare, cosa potrebbe cambiare? Cioè, capisci un po'? È una domanda, perché tanti sono andati a finire, io ti dico così, per esempio il Taekwondo ha una disciplina che è riconosciuta alle Olimpiadi e una no. Il karate, mi pare c'è il karate, e potrebbe essere un veicolo per farvi conoscere. Cioè, la tua opinione, qua proprio sarebbe bello oppure no? Per quanto mi riguarda, una disciplina marziale nasce per la sua natura, per dare appunto una formazione. Poi ci sono state delle discipline che hanno fatto questa scelta di portarsi a campionati e quant'altro, però non rimane più quella sorta di natura di tradizionalità che fa parte proprio di una disciplina. Il fatto poi di diventare uno sport e quant'altro porta anche poi a creare campionati, quant'altro, sì, e gare, e quindi si va a perdere questa tradizione. Quindi questo, secondo me, l'essenza dello sport, l'essenza del vostro sport, che non è uno sport, è una disciplina, ma una disciplina, l'essenza della vostra disciplina. Esatto. Cioè, diciamo che il concetto è che
quando tu fai delle gare, fai delle competizioni, metti appunto la competizione. Quindi uno deve comunque, per quanto diciamo lo prendi con sportività, comunque c'è sempre uno che prevarica sull'altro. Beh, uno deve vincere, il pareggio non esiste. Però c'è solo una persona che deve imparare a vincere. Te stesso. Quella è l'unica persona con cui devi vincere ogni giorno. Cioè, stiamo andando nella profondità della vostra disciplina. E quindi, anche se è vero, ad esempio, che noi a livello giovanile non abbiamo grandi numeri, anzi, di solito le nostre persone che frequentano i corsi nostri vanno, diciamo, dai 17, 18 in su. Non abbiamo giovani più bassi, perché appunto sono stimolati da gare, da competizione, no? Chiaro il discorso. Perché viviamo in un mondo in cui già dalla scuola sei in competizione, cioè a scuola devi competere con il tuo compagno di classe, okay? Che lo vogliamo o no, è così. Che sia giusto o meno, vabbè, quello è un altro discorso. Io penso che un po' di stimolo ci voglia, perché la competizione in certi ambiti può essere anche uno stimolo per crescere. Fino a una certa età può andare bene, quando sei ragazzo giovane, bambino, perché comunque ti dà quello stimolo, però arrivato all'età di giovane adulto o adulto non puoi più avere competizione. Diversamente giovane. Devi imparare a vedere la competizione con te stesso, devi imparare a crescere tu, devi imparare a prendere consapevolezza di quello che sei, di ciò che sei, devi imparare in un periodo strano come questo a tenere la mente, come diceva Sifu Baggio, a tenere la mente in equilibrio, perché vedo tantissime persone fuori, ogni volta lo vediamo e ci parliamo tra di noi, che sono stralunate, cioè hanno delle reazioni di ira, di rabbia, sono distratte, cioè non c'è un equilibrio. Questi 2 anni sicuramente hanno cambiato tantissimo la mente delle persone. Qua te la sottoscrivo questa. Ed è importante, sarebbe importante riprendere in mano la propria mente, perché se si continua così ci sono tante problematiche, ad esempio anche l'utilizzo dei cellulari, degli smartphone, non aiuta, perché infatti c'è una stima, mi sembra, del 50% se non di più dei ragazzi giovani che leggono un testo e non comprendono ciò che leggono, non hanno capacità di ragionamento su ciò che leggono dal testo, cioè non assimilano ciò che loro leggono. Perché questo succede? Perché siamo bombardati di informazioni, ogni secondo ci arriva una notifica su Facebook o su altri canali, e quindi non facciamo in tempo a leggere quella notizia che già ce ne arriva un'altra. E questo è un grosso problema, perché non ci diamo il tempo. Si è tutto velocizzato talmente tanto che non diamo il tempo alla nostra mente di elaborare le informazioni. La nostra mente è un po' come un elaboratore. Certamente. Io sono anche informatico, quindi opero in quell'ambito là, no? Proprio come lavoro, diciamo, come mia forma di... Però non è l'elaboratore, la CPU, il processore, non si è sviluppato così tanto in così poco tempo. Per arrivare a dove eravamo 40 anni fa, ci abbiamo messo migliaia e migliaia e migliaia di anni. Attento a una cosa, quello che hai toccato tu è molto importante, lo trovo veramente importante, perché tramite una disciplina, la vostra, portate anche le persone a utilizzare quella cosiddetta materia grigia, che è molto importante. Per voi è più importante unire corpo e mente, farle funzionare, diciamo che vadano ben d'accordo, perché tante volte hai la testa, cioè il corpo va, però la testa non vale proprio niente. Cerca di mettere una assieme, avete spiegato molto bene prima, e trovo proprio questa cosa importante, soprattutto al giorno d'oggi. Tu hai detto le notizie, il bombardamento, tutto quanto. La vostra filosofia è quella di fermi tutti, cosa sto facendo, ragiono, penso e metto in moto questo, non invece faccio bombardare, trattare così. Sì, questo non vuol dire togliere i cellulari o che sia contro la utilizzarli in maniera intelligente. Avere la consapevolezza di quello che stai facendo. Esatto, sai che questo è quello che manca. È questo. È quello che manca. Se tu sei cosciente che quel bombardamento ti può creare problemi di informazioni, e sai che è così, quindi cerchi di limitarti se sei cosciente. Il problema è che la maggior parte non sono coscienti di questo. Questo discorso, veramente. E soprattutto i ragazzi giovani, io sono molto preoccupato per i ragazzi giovani, perché non se ne rendono conto di quello che sta succedendo. I genitori sono un po' persi per le loro, anche perché comunque ormai oggettivamente al tempo mio c'era bene o male la nonna che ti formava se la mamma era a lavoro.
Sì. Adesso la mamma e la nonna sono al lavoro e finiscono sempre al per lavoro. me in pensione non Quindi non c'è nessuno che controlla e che dà la Io giusta sono via. dei pochi fortunati. E quindi più avanti andiamo e più la situazione, cioè se non c'è un cambio di rotta... Esatto, è molto importante. Guarda, stasera è una serata bellissima. Bisogna cambiare questo approccio. Ascolta un attimo, a Cristian. E ho visto che sulle cose che mi avete mandato, che siete stati anche in TV voi, su una grossa trasmissione. Sono curioso di sapere cosa avete fatto e com'è andata alla fine. Allora, innanzitutto abbiamo avuto questa esperienza di partecipare a questo programma Italia's Got Talent qualche tempo fa e dove ci siamo esibiti come accademia per portare il nome della nostra scuola, Certo. far conoscere appunto anche quello che è in essere anche non solo la disciplina ma anche portare il nome del nostro maestro, quindi Grandmaster Paul Tang e Master Miriam Pons, e questa in primis è la cosa più importante, essenziale. E abbiamo svolto appunto un esercizio di Cisao bendato, che è un esercizio di sensibilità estrema, perché quando si è bendati non si può vedere il proprio partner, si deve solo avere una percezione tattile, è il contatto, e da lì poi si eseguono degli esercizi, dei movimenti, e si avvertono attraverso appunto una tecnica che può essere un pugno portante o quant'altro, quindi tutta la sensibilità che si porta a un livello molto, molto alto. Poi abbiamo fatto anche un altro esercizio appunto con gli olisi, dei disarmi, e poi dopodiché abbiamo fatto anche delle tecniche appunto di chiusura, di difesa personale. Questo per dare una rappresentazione dell'efficacia della nostra disciplina. Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza, dopo che non abbia avuto una continuità non è un problema. Quello che per noi era fondamentale è far conoscere la nostra scuola, quindi la nostra accademia, e questo era il nostro obiettivo. Ciò che era fondamentale fare l'abbiamo fatto. Mi pare una cosa... Sì. Saluto Martino che è collegato con noi. C'è sempre tutti i martedì, perciò lo ringrazio tantissimo, un amico anche, tra parentesi. Però fa piacere averlo. Allora, ascolta, comunque è stata un'esperienza, eravate su... Però una scelta anche questa. Come è andata? Avete fatto più serate o vi siete fermati alla prima? Perché poi la vanno avanti, fanno come una specie di... Diciamo che è stata un'esperienza che volevamo fare, che era giusto che facessimo, eravamo un po' più giovani. Vabbè, dai. Abbiamo fatto anche altre esibizioni. Allora. Una volta ci esibivamo in contesti differenti, però eravamo giovani, eravamo più giovani. Dopo con la maturità a un certo punto dici ok, basta esibirsi. Punti bene. Perché a un certo punto cominci a essere adulto, però sono state esperienze molto interessanti perché comunque ti hanno fatto crescere, perché comunque diciamo che confrontarti davanti a 3.000 persone solo in teatro e dopo era andato in televisione, comunque non è una cosa da tutti. Milioni. E abbiamo avuto anche critiche chiaramente da persone che hanno scritto sui social, però io penso che quelle persone che hanno criticato nel loro interno capiscono che loro ci hanno guardato. Esatto. Quindi noi ci avevamo messo la faccia e siamo andati a fare una cosa che, attenzione, il Danceun non è una disciplina acrobatica, come ho detto all'inizio, è stata diciamo fatto un estratto dalla disciplina madre, ma ha dei movimenti molto secchi, come abbiamo visto anche nei video, molto secchi, molto precisi, ma non è acrobatica, non è da show. Esatto. Quindi noi siamo andati a far vedere una disciplina che non è da show, sapendo com'era, ma appunto come ha detto il collega, il fratello marziale, Sifu Baggio, siamo andati fondamentalmente per far conoscere la disciplina, l'accademia, e anche come sfida a noi stessi, perché comunque è importante anche quello che dicevo prima, no? La sfida a te stesso, quella è la competizione. La competizione è metterti davanti a un palco con 3.000 persone e fare la forma giusta, e fare quello che devi fare giusto. Questa è la competizione. Dopo che passi, che non passi, non è un problema, tanto sono comunque show. L'importante è essere andato. La televisione, ho capito in questi anni di televisione che è molto montata, è molto... È finta. Sappiamo, ok, com'è. Ti faccio una domanda banale. Eravate in diretta o registrati? No, lì eravamo registrati. Infatti hanno tagliato metà cosa. No, perché tante volte, vedi, per quello ne parlavamo prima della trasmissione, che a me piace fare sempre in diretta, perché io non trovo quello di star qua, taglia e cuci, viene fuori l'errore. C'è, ma è vero perché sei dal vivo. E questa è la cosa importante, là taglia e cuci. Nella vita si fanno errori. Accorcia, alza, bassa, vedete, una roba che...
Bisogna insomma, accettare che nella vita si fanno anche esatto. errori, quindi una volta che tu accetti questo, sei a posto. Tra l'altro una cosa mi è piaciuta, vi siete chiamati fratelli? Sì. Vedi che questa cosa mi piace sempre di più, sta roba qua. Cioè, per far capire a chi l'ascolta a casa che in quanti sport tra loro si chiamano fratelli, penso che tutti vi chiamate così. Allora, diciamo che c'è una gerarchia, come dicevo all'inizio, Chiaro. che arriva fondamentalmente dal confucianesimo, quindi c'è, come ha detto Sifu Baggio, padre marziale Sifu, quindi il nostro padre marziale è il nostro maestro, che è il Master Paul Tang, lui è il nostro padre marziale, che a volte però si va un po' a intrecciare con il padre biologico, perché io dico sempre, e lo dico senza nascondermi, è stato più importante, chiaramente il mio padre biologico mi ha dato la vita, ma il mio padre marziale mi ha fatto vivere la vita. Sono due cose, sembrano uguali, ma sono totalmente diverse. I genitori, per carità, io non posso dire nulla ai miei genitori, ma sicuramente non mi hanno spinto su quello che ho fatto, sicuramente, anzi, a volte tiravano indietro. E quindi questo è importante da capire. Fratelli di Kung Fu sono in questo caso il mio fratello, noi siamo i più anziani, dopo il maestro e il responsabile europeo Master Miriam. E dopo, tra gli allievi, sono fratelli. Chiaramente un allievo non può essere mio fratello, un allievo è mio allievo, quindi io sono padre marziale del mio allievo. C'è sempre quella gerarchia. C'è sempre la gerarchia che bisogna rispettare. Dopo ci sono anche, ad esempio, che vabbè, noi non utilizziamo lo zio marziale. Concettualmente Sifu Baggio sarebbe lo zio marziale dei miei allievi. Cioè c'è tutta una gerarchia di famiglia che si crea nella tradizione quello che si parlava marziale. prima, tutto l'andare della trasmissione, ha spiegato il metodo che va delle volte più importante. Sì, c'è il movimento tecnico, ma soprattutto è questo qua che è importante, molto importante, veramente. Ascoltami, Sifu Christian, adesso abbiamo gli ultimi 3-4 minuti. Come possono contattarvi? Dove trovarvi? Siti internet? Tutto quello per farvi pubblicità. Molto bene, allora noi abbiamo un sito ufficiale che è il seguente: www.vta-i.org. In questo sito ci sono tutte le informazioni utili inerenti all'Accademia, parla appunto del nostro Sifu Grandmaster Paul Tang, Master Miriam Pons e tutto ciò che appunto è la struttura della nostra associazione. Poi abbiamo anche una fanpage ufficiale che è Wing Tsun Academy Italia. In questa fanpage, oltre ad essere video esaustivi e quant'altro informazioni, cliccando mi piace poi si può essere anche aggiornati. Dopo abbiamo anche il numero di una segreteria generale dove contattando si può anche avere le informazioni sulle varie sedi dove noi siamo ubicati. Aggiungo di più, poi noi possiamo anche, potete anche trovarci anche via Facebook, sia il mio collega Sifu Luca Bertoncello, sia io Sifu Cristian Baggio, dove contattandoci si possono avere anche contatti diretti per quanto riguarda sedi e quant'altro. La vostra palestra dov'è? Dove vi allenate? Tanto voi due, intanto. Allora, noi attualmente svolgiamo lezioni all'aperto, visto la stagione lo propone alla grande, facciamo lezioni all'aperto. All'aperto, ma poi la domanda è, avete una struttura poi al chiuso per l'inverno oppure vedremo quello che succederà quando è finito settembre? Intanto pensiamo adesso, dopo vediamo. Vedremo. Comunque contattateli, avete capito tutto, basta riguardare, per chi vuole le trasmissioni rimangono fisse sia su Facebook della nostra pagina sia su YouTube e avete tutte le informazioni possibili e immaginabili. Allora, un saluto di Sifu Cristian, un saluto di Sifu Luca, poi saluto io e andiamo a chiudere. Buonasera a tutti, grazie per aver visto questa trasmissione e vi auguro buona serata. Altrettanto, ricambio nuovamente ringraziamento per l'ospitalità. Direi che abbiamo parlato appunto di argomenti molto vasti, molto ampi e non ci siamo limitati a pugni e calci. No. Quindi quello è importante da capire. Anzi, forse abbiamo tenuto quasi niente di seconda parte, abbiamo parlato di più dell'aspetto quello mentale della roba. Detto ciò, comunque resta una disciplina che per la difesa personale è estremamente efficace. Ok, quindi abbiamo parlato di tutto il lato diciamo più filosofico, più interno, eccetera, eccetera, ma a livello di funzionalità in caso di aggressione resta una delle discipline, se non la più disciplina, la maggiore, efficace in strada, attraverso dei principi che stasera non siamo riusciti chiaramente a sviscerare. Ci si può rivedere. Ma comunque fidatevi sulla parola. Ok,
Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio. Adesso questa è l'ultima puntata. Io luglio e agosto mi fermo e ci rivediamo al primo martedì di settembre. Un saluto a tutti, ringrazio tutte le persone che sono state con noi durante, diciamo, l'anno e ringrazio Sergio per la messa in onda, lo ringrazierò sempre. Una buona serata a tutti, buone ferie a tutti, ci rivediamo a settembre. Ciao a tutti, notte.